Nessuna ipotesi di premiership del centrodestra per Luca Zaia resta in regione e Salvini toglie la parola nord al simbolo della Lega. In centinaia oggi alla Voga Brenta per dire no alla nuova centrale elettrica in Valstagna, a rischio un tratto di fiume che fa gola a molti. Un rafting per dire no alla nuova centrale elettrica sul Brenta. In centinaia oggi hanno partecipato alla Voga Brenta, da Valstagna a Solagna. C'erano anche i sindaci dell'Unione Montana. Antonello Profitta e Paolo Colombatti. L'appello è riuscito. Significa che la gente è sensibile all'ambiente, al territorio. In centinaia hanno aderito a questa speciale Brentalonga per dire no a una nuova centralina per la produzione di energia elettrica. Sarebbe la sesta in questo tratto e non la vogliono né da una sponda né dall'altra del fiume. Viene a mancare l'acqua perché vengano svolte sia le attività fluviali e sia che anche per la fauna ittica e anche per l'ambiente in generale. Questa centralina non si dovrebbe fare per il semplice motivo che non garantisce il deflusso minimo vitale per l'attività sportiva della canoa del rafting. Oggi è battaglia, più che battaglia, una protesta che ritengo sia più che legittima e giustificata sia da parte delle amministrazioni a fianco, appunto, come dicevo, dei comitati che sono sorti spontanei ma che già erano costituiti a difesa del fiume. Ma non sono solo Valstagna e San Nazario ad opporsi e a chiedere che il progetto, ora alla valutazione di impatto ambientale, possa essere fermato. Questo luogo è un luogo che ha una sua storia, un suo valore paesaggistico, ma soprattutto negli anni il fiume è diventato anche fonte di reddito non di alcuni privati ma dell'intera comunità, dell'intera valle, e questo va preservato. E per testimoniare l'importanza del tratto di fiume a livello sportivo basta ricordare che da questa palestra sono arrivati 3 oro olimpici e 7 coppe del mondo.